Ai comuni in questo momento rimane soltanto la responsabilità di gestire questa emergenza profughi che provengono dall'Ucraina. Comuni ancora una volta lasciati soli, Mario Conte, presidente ANCI, con amarezza ammette che l'asse con il territorio non c'è. Di fatto al momento non sono previsti aiuti alle strutture comunali che invece si stanno occupando e vogliono occuparsi di tutti quei servizi collaterali importantissimi come l'inserimento scolastico o anche dei percorsi psicologici, visto che la maggior parte delle persone arrivate fino ad oggi sono soprattutto donne ma bambini. Bambini in fuga dalla guerra che potrebbero aver bisogno di cure anche psicologiche, oltre che del pagamento della mensa e dei servizi accessori, costi che le amministrazioni saranno comunque costrette a sostenere. Ma noi chiediamo che questa partita debba essere gestita in sinergia con tutti i protagonisti del nostro territorio. I comuni sono un perno fondamentale e non possono essere esclusi nemmeno dalla partita economica. Conte non quantifica, ma contesta il pocket money da 33 euro che equipara i profughi ucraini a tutti quelli fino ad ora transitati nel nostro territorio. Come primo cittadino del comune di Treviso, intanto, Conte conferma il pugno duro verso i furbetti delle case popolari. A breve partiranno le prime decadenze. Tutti coloro che ad oggi si sono macchiati di questo tipo di comportamento nelle prossime settimane riceveranno degli avvisi, in molti casi delle decadenze, perché non voglio più tollerare comportamenti che non corrispondano a quanto previsto dalla legge. Una delle prime decadenze potrebbe essere, e Conte non lo esclude, proprio l'assegnazione dell'alloggio popolare alla famiglia di Ronny Levakovic, il 25enne rom, che tra i suoi beni annoverava anche l'auto di lusso che ha provocato l'incidente in cui sono morte sul terraglio Mara Visentin e Miriam Cappelletto.